dovuta ad eventi straordinari, quale quello del Blitz, che al momento ha diciamo aspetti grotteschi da parte dei carabinieri del ROS di Brescia, che hanno eseguito, come probabilmente saprete, 24 ordini di custodia cautelare, 2 sono arresti domiciliari, 15 in Veneto e 33 perquisizioni a carico di un gruppo di persone accusate di terrorismo ed eversione del sistema democratico, oltre che alla fabbricazione di armi. Gli arresti riguardano numerosi veneti che militano nelle file del movimento indipendentista e sostanzialmente l'accusa violata è quella di essere riconducibili a diverse ideologie di tipo secessionista, quindi avere un disegno eversivo in questo senso, che aveva progettato iniziative anche violente finalizzate a sollecitare l'indipendenza del Veneto e di altre parti del territorio nazionale. A condurre questa diretta insieme a voi, che speriamo ci farete compagnia ampiamente per farci sentire la voce di chi a casa prende questa notizia e vediamo come commenta. Le linee saranno spalancate. Chi vi parla? Marco Pinti, in compagnia Martina Emisfero. Che mi darà una mano nella prima parte di questa direttona. Esatto, per intervenire potete contattarci al numero di telefono 0266 203529 oppure mandarci degli sms per dire come avete reagito a questa notizia al 346 64 277 56. Al momento pare è ancora abbastanza fumosa e questa diretta servirà anche per aggiornarvi in tempo reale di quelli che sono gli elementi che emergono, però certamente alcuni fatti già oscuri ci sono, ad esempio la faccenda del tanco che viene presentata dai carabinieri come una pericolosissima arma che veniva appunto assemblata in campagna con anche un cannoncino da 12, da calibro 12, adesso io non mi intendo di armi, insomma c'è un virgolettato che farebbe ridere se non fosse inquietante, in cui si parla appunto di un veicolo che potrebbe anche sventrare un edificio. Si parla così di intenzioni di andare a compiere dei gesti eclatanti in piazza San Marco prima dell'Europeo, insomma un processo che fin qui, una conferenza stampa che fin qui sembra molto un processo fotocopia, quello che abbiamo visto già nel 97, quando però lì, a differenza di questa volta, almeno un blitz, diciamo così, anche se simbolico, c'era stato. In questo caso non c'è neanche questo, c'è probabilmente veramente un reato di processo alle intenzioni. Alle opinioni soprattutto. Alle opinioni e alle intenzioni, perché ditemi voi se può essere reato tentativo di assemblaggio di carro armato, siamo veramente al grottesco. Colpiti tra gli altri l'ex parlamentare fondatore della Liga Veneta Franco Rocchetta e gli ex serenissimi Luigi Faccia e Flavio Contin, oltre al leader dei Forconi Lucio Chiavegato. Apriamo le linee alle vostre telefonate, ripeto i numeri sono lo 0266 20 35 29, 346 64 277 56. Sentiamo che cosa ci dite voi, di come avete reagito, quali sono le vostre opinioni per questa notizia che stamattina ci ha colto tutti assolutamente di sorpresa.
Addio, cari compagni, amici luganesi. E dopo questa canzone che parla di governi schiavi di altrui e di popoli offesi nelle loro tradizioni gagliarde, non potevamo che iniziare questa diretta con l'amico di Radio Padania Gilberto Oneto, che è in onda con noi per parlare di questa notizia dell'arresto dei secessionisti, questo processo, questa blitz ancora dai contorni fumosi, ma che magari possiamo già iniziare a delineare almeno nel quadro generale. Ciao Gilberto. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, come ti ha colto la notizia questa mattina? Come l'hai ricevuta? Ma io l'ho ricevuta in una maniera strana, perché ero ad Agora Rai 3, dove dovevo andare a parlare di tutt'altro, e a un certo punto questi qua mi chiedono proprio un commento su questa cosa e mi dicono la notizia. Hanno fatto vedere l'immagine del solito vecchio tanco cui siamo tutti molto affezionati, ma che insomma ormai è una roba da vintage. Poi mi hanno chiesto un commento, io il commento che ho fatto, poi mi hanno tagliato immediatamente, non mi hanno fatto parlare, tanto per capirci, ma il commento che io ho fatto stamattina è che una delle definizioni di paese libero è che quando a casa al mattino qualcuno vi suona il campanello alle 4 del mattino, nessuno pensa alla polizia. Invece qui, se vi suona il campanello alle 4 del mattino, almeno alcune decine di veneti, non solo veneti, era proprio la polizia. Ergo, questo non è un paese libero, a proposito delle vostre canzoni. Ecco, anche da questo punto di vista c'è una testimonianza che mettiamo così, giusto per rendere un po' più chiaro quello che è successo. Sono le parole di Gabriele Perucca postate su Facebook all'uscita della caserma dei Carabinieri di Vicenza, in cui racconta: sono arrivati alle 5 di mattina per mettermi a soqquadro la casa con tutta la famiglia a letto, hanno spaventato a morte i bambini, poi mi hanno portato via. Questo è un paese letamaio chiamato Italia. Cercavano un tanco e delle armi a casa mia, mai avuto una pistola, tantomeno un tanco. Comunque non riuscivano a capire che cosa fosse il tanco. Gliel'ho dovuto spiegare io che poteva stare solo in garage, non in camera di mio figlio. Intanto mi hanno sequestrato il cellulare, il computer di casa che usa la famiglia e il mio computer da lavoro. Magari cercavano il tanco dentro lì. Gabriele Perucca ha anche, diciamo, lo spirito di reagire anche con un po' di ironia, però certamente stiamo parlando di perquisizioni assolutamente invadenti, invasive, e a quanto pare, a meno che non ci fanno vedere un filmato in cui questi stavano preparando la bomba atomica, sproporzionata rispetto alla pericolosità sociale dei personaggi, fosse anche solo per l'età. Adesso non ho ancora avuto modo di fare un lavoro di redazione approfondito, ma insomma sono tutte persone intorno alla sessantina, settantina, ecco, così a occhio. Gilberto? Sono qua, a proposito di persone della sessantina, settantina, sono qua. Sì, no, assolutamente non ha nessun senso, queste sono cose da stato di polizia assoluto. Poi tutti sapete che sono andati anche a buttare giù dal letto Gianluca Marchi, sì. Quindi non si tratta soltanto di presunti pericolosi sovversivi, ma si va a attaccare proprio la libertà di stampa. Un giornalista che ha parlato di questioni di autonomia veneta viene al mattino alle 4, ha salito in casa propria, gli ha portato via il computer, gli hanno requisito tutto quanto. Siamo veramente a livelli di stato di polizia. Oltretutto mi pare di capire che l'articolo del codice Rocco a cui questa gente si attacca è quello di eversione, no? Di eversione sì. Armata contro lo Stato. Ragazzi, mi sembra che sia assolutamente eccessivo. Apro e chiudo una parentesi polemica, tu sai che a me sì. Non me ne la faccio scappare. Ma se è vero che questi a 17 anni di distanza hanno ricostruito un altro tanco, per qualcuno di questi però un trattamento obbligatorio, come si chiama, sanitario, se lo dovrebbe subire, perché voglio dire, qui siamo a combattere una battaglia seria contro un nemico che non è serio ma è cattivo.
non possiamo permetterci di fare pirlate. Sì, Quella di 17 anni fa di prendere un trattore con dei pezzi di cartone di lamiera e trasformarlo in un carro armato da operetta, o di andare in giro con un MAB arrugginito che non funziona, era, permettetemi la parolaccia, una porcata, una cazzata terrificante. Ora che a 17 anni di distanza qualcuno è anche lo stesso fisicamente, abbia rifatto la stessa cosa, beh ragazzi, a questo punto ho qualche problema, no? O questi non facciamo del complottismo, facciamo solo del. Ma io credo che si volesse semplicemente, se questa era, se poi è vero il castello accusatorio, perché No, infatti bisogna mi sembra verificarlo, esatto che sia in realtà una realtà molto meno organizzata di come la vuole dipingere lo Stato, e anche la perquisizione a Gianluca Marchi, che è un giornalista sicuramente estraneo a queste vicende dal punto di vista operativo, è inquietante in un paese normale, quindi mi sembra un'operazione che ha dei pretesti di realtà dove ci sono probabilmente anche delle pirlate, perché per carità, ma che in realtà è un'operazione dello Stato per drammatizzare la battaglia dell'indipendenza del Veneto, che sta diventando ubiquitaria in Veneto, e trasformarla nella battaglia degli estremismi. A me sembra il vecchio modello culturale degli anni 70. Su questo tu hai assolutamente, totalmente ragione, questo è il meccanismo che questi usano, la solita vecchia storia, però io dico, però proprio di fronte a queste cose, proprio perché queste cose le sappiamo, cerchiamo di starci un pochino attenti, voglio dire, no? Andiamo a dargli anche, mettergli su un piatto d'argento il carro armato, a meno che potrebbe essere una tesi difensiva questa, questi signori non abbiano goliardicamente voluto fare un omaggio ai ricordi giovanili del Presidente della Repubblica, ecco, magari mettiamola così. Ah, ecco, sì, esatto, quando esultava per i carri armati di Budapest. Quindi, esatto, per dire che era un regalo che gli volevano portare, voilà. Ecco, questo può essere. Avevo un'altra questione da porti, che è quella che riguarda le intercettazioni telefoniche, perché adesso i giornali stanno incominciando a far emergere elemento dopo elemento. Noi facciamo questa diretta proprio per tenervi aggiornati da parte nostra in maniera continuativa tutto il pomeriggio, e non perdere dei pezzi, metterli insieme man mano che si creano, con laicamente, senza prendere posizioni ulteriori a quelle che ideologicamente già giustamente abbiamo. Ci chiamiamo Radio Padania. Ci sono nel fascicolo queste intercettazioni telefoniche in cui si dice questa volta spariamo, o in cui la si spara grossa. Beh, io mi autodenuncio, cioè se mi stanno ascoltando le telefonate succede che si dicano delle cose che poi non si ha assolutamente intenzione di fare. Qui la parte inquietante è che sono spiate le conversazioni per chissà quanti mesi di persone che non hanno, questo è un dato di fatto, messo in pratica nessuna condotta eversiva reale. Hanno fatto 2 più 2, se prendono la mia cassetta degli attrezzi possono anche dire che io il martello lo voglio usare per darlo in testa, che ne so, al mio vicino di casa, ma finché non lo do è un processo alle intenzioni. Assolutamente così, è un processo, forse neanche alle intenzioni, è un processo a intemperanze di linguaggio, o addirittura a voglio dire, modi di dire popolari che significano altre cose. Siamo veramente ridicoli, soprattutto se si pensa alla sproporzione del comportamento dello Stato italiano nei confronti di questa gente, nei confronti di chi invece delinque sul serio, voglio dire. Perché infatti questo è il paese che ieri, giusto per ricordare un'amenità, ha abolito il reato di clandestinità. È il paese dove ogni 2 per 3 che viene fatta una legge si scopre che c'è un cavillo che salva questa o quella categoria di mafiosi, questa o quella categoria di delinquenti. Gilberto, noi ti dobbiamo a nostro malincuore salutare perché abbiamo la pubblicità. Comunque grazie mille di averci dato questo primo inquadramento, averci aiutato un po' a vedere questa questione. Mi fa piacere che voi parliate di queste cose, parlatene, e soprattutto perché la gente queste cose non le sa alla fine, perché poi guardate quello che passa in televisione, quello che passa sui giornali è terrificante, cioè siamo in uno stato di polizia, in uno stato di censura assoluta. Quindi che volete che vi dica? Secessione pacifica ma intelligente. Grazie Gilberto. Pubblicità, a tra poco.
E spuntano le immagini, cominciano a spuntare le immagini. Abbiamo appena visto un video che non possiamo farvi vedere per ovvie ragioni, ma possiamo raccontarvi delle microspie piazzate nel garage di questi secessionisti che stavano sostanzialmente assemblando, questa è l'ipotesi della procura, assemblando il carro armato in realtà. Che doveva compiere poi chissà quale rivoluzione, tra l'altro. Che poi lì bisogna capire, perché quello che si vede, scusate, è molto più grosso. Immaginate, ricorderete tutti il Tanco del 1997, che era un piccolissimo trattore con delle lamiere, era veramente un qualcosa di simbolico. Questa volta oggettivamente stavano blindando un trattore di grosse dimensioni che teneva quasi per intero, diciamo, un capannone industriale, immaginate, non così gigantesco, un piccolo capannone industriale di cui una buona parte è occupata da un trattore. C'è anche il modello del trattore, dopo per chi se ne intende ve lo faremo sapere. Che cosa succedeva in questi filmati dei Ross? Si vedono che montano delle lamiere su questo trattore, si parla anche di una bocca da fuoco ma che poi non è stata montata. Esatto, al momento si vede solo la realizzazione di una copertura in lamiere. Poi anche lì montare una bocca da fuoco e realizzare un cannone, sparare con un cannone è tutto un altro mondo. E soprattutto quello che ci sembra strano è, uno, come si fa a dire che quel trattore con le lamiere sarebbe stato usato per azioni anche violente. In piazza San Marco, tra l'altro, e poi da utilizzare per compiere un'azione eclatante a Venezia in piazza San Marco. Come fanno? È impossibile trasportarlo. È chiaro, quella che è stata la nostra lettura, ci ha aiutato Gilberto Neto nella prima parte, è chiara quella che è la lettura del movimento Lega Nord. Matteo Salvini non ha perso tempo e fin da stamattina ha detto: l'arresto dei secessionisti è una follia, lo Stato non ci fa paura, lo Stato che libera i delinquenti ma processa le idee. È convocata per domenica a Verona una manifestazione federale della Lega Nord in solidarietà con la battaglia indipendentista veneta e contro lo Stato, e questa che è un'operazione che chiaramente da questi microfoni noi definiamo un'operazione di tipo terroristico da parte dello Stato, no? Che ricorda quei riflessi dell'apparato poliziesco che abbiamo visto nella cronaca degli anni 70 e 80, e anche si spiega, questa è l'opinione di chi vi parla, anche semplicemente con un dato, che le persone che negli anni 70-80 erano l'apparato della polizia molto probabilmente oggi sono le stesse che ricoprono incarichi dirigenziali, quindi quella è la tara. Sempre lì stiamo parlando, anche se il mondo cambiano i governi, l'apparato burocratico di questo Stato rimane sempre lo stesso. Ma poi, Marco, non credi che sia significativo il fatto che un evento come questo sia proprio accaduto dopo il grande successo che ha riscosso il referendum che è stato lanciato in Veneto qualche giorno fa, che ha raccolto un numero inestimabile di consensi? Adesso non mi ricordo i numeri esatti, però si parlava di tantissime firme a sostegno della causa indipendentista veneta. A unire i puntini, è chiaro, viene sempre fuori uno Stato che lavora per screditare politicamente le istanze che vengono dai territori, le istanze dell'autonomia, perché prima operazione andare a ridicolizzare i numeri delle firme online. Certo. Seconda operazione, approfittare magari dell'ingenuità di queste persone che, ripeto, mi sembrano anche dalle immagini ultra sessantenni, non ne vogliono gli amici ultra sessantenni a casa, ma non erano proprio dei soldati in pieno delle loro forze, non è diciamo. Il filmato dei Marines che preparano un carro armato, sembra, a non sapere il contesto, il carro di carnevale come ambientazione. Comunque questa è la nostra lettura. Abbiamo aperto le linee perché ci interessa sapere la vostra, senza filtri né censure, e prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, ma se continuate a parlare voi, come fate a ascoltare la gente? Signora, noi abbiamo detto la nostra, adesso abbiamo aperto la linea e sentiamo lei. Una volta, adesso ragazzi, aprite le linee, ma ascoltate anche la gente. Signora, lei che cosa ha da dire? È in linea, sta parlando. Ho capito adesso che sono in linea, però scusi, io devo solo dire, voi avete parlato di situazione grottesca, non è che stavano montando un carro di carnevale, magari quello del carnevale veneto, perché qui le cose adesso sembrano così un po' quasi una pagliacciata. Ma questo volevo dirvi. Sì. Perché è una situazione proprio talmente un po' che non si capisce, che non ha né capo né coda. Sì, infatti, è quello un po' l'impressione che abbiamo avuto noi, nel senso che non siamo
viste le persone coinvolte, ci sembra un'operazione dello Stato verso l'indipendentismo veneto e non che trae origine da un fermento che poteva davvero sfociare in qualcosa di concreto. Questa è un po' anche la nostra sensazione. Grazie per la telefonata, prendiamo la seconda. Pronto? Ciao, sono Fabrizio di Cernobbio. Ciao Fabrizio. Ciao, ascolta, anche voi ci siete cascati. Ti spiego il perché. Vai. No, ti spiego il perché. Allora, io faccio un lavoro che devo prima di cominciare a fare il lavoro, devo accendere il cervello, no, e dire, oh cazzo, queste cose è giusto come le dicono o meno. Quando tutti i giornali stanno parlando di questo cannone che era montato su questo carro armato, è un cannone da 12 mm. Io volevo ricordare a tutti i giornalisti che parlano che 12 mm è più o meno il diametro di una supposta. Praticamente la supposta, io di solito me la infilo in un certo posto, praticamente vuol dire che io al posto ho un cannone, perché 12 mm solo è 1 centimetro e 2 mm, 12 centimetri non è un calibro di un cannone. I cannoni si parla quando si parlano sopra i 60-70 mm, non 12 mm. Dunque questi signori hanno detto una gran cagata, no? Ecco, e io vorrei tanto che questa gente, questi giornalisti, almeno avviassero il cervello, capissero di cosa stanno parlando. 12 mm, è 1 centimetro e 2 mm, è il diametro di una supposta. Ecco, era solo questo il mio sfogo. Grazie. Ciao, grazie. Poi ripeto, anche qui non si parla di cannone, attenzione, il cannone è una cosa precisa, è una cosa che ha una bocca da fuoco, ma tutta un'altra serie di marchingegni che non conosco nel dettaglio, che però permettono l'esplosione del colpo, certo. Una bocca da fuoco è un tubo da 12 mm. Sì. Da mettere sul famoso trattore. Adesso scopriremo la marca del trattore, così vediamo anche di darvi un'idea, se siete degli intenditori, di che cosa stiamo parlando. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Ferdinando Biano da Novara. Ciao Ferdinando. Ciao. Beh, innanzitutto secessione, onore ai indipendentisti veneti. Spero che la Lega organizzi veramente una manifestazione per il 18, per domenica prossima alle 18. Io ci sarò. Sì, è organizzata, c'è. Perfetto, va benissimo. E se lo Stato italiano vuole lo scontro frontale col popolo, allora ce l'avrà. Non saranno più i cannoni, ma saranno qualche cos'altro. Successione subito, fanculo l'Italia. Così. Ciao. Grazie Ferdinando. Prego. Grazie Ferdinando. L'appuntamento quindi per tutti, però anche qui davvero noi a volte abbiamo un po' l'imbarazzo perché siamo Radio Padania Libera e quindi sappiamo di avere un messaggio che arriva da delle onde che sono da un certo punto di vista inconfondibili rispetto alle altre, però invito tutti a pensare che non vi stiamo chiedendo di andare né a votare Lega, né di iscrivervi alla Lega, né di dire che Salvini è bello, che noi siamo bravi, che questa è una radio stupenda, che la Lega è il meglio del meglio. Qui stiamo andando in piazza Verona per dire che noi tornare sul canale della strategia della tensione e delle manipolazioni non ci stiamo, e quindi questo dovrebbe accomunare tutti coloro che o hanno istanze indipendentiste, a prescindere dal leghismo ortodosso o meno, ma anche tutte le persone che non vogliono ricadere nello schema che hanno conosciuto quelli della generazione prima della mia, quindi quelli che hanno vissuto negli anni 70. Cioè, andiamo in piazza, voi che sapete di cosa stiamo parlando meglio dei miei coetanei, e vediamo di far capire che 2 volte no. Pronto? Pronto, sono Alessandro da Genova. Ciao Alessandro. Intanto volevo dire che se lo Stato ha fatto un atto di questo genere, perché ha paura. Generalmente chi attacca per primo è perché ha paura che proprio il Veneto possa essere via a una fase di secessionismo, quantomeno di indipendentismo abbastanza forte. Non solo, voglio vedere poi quando il 25 maggio si scontreranno con tutte quelle forze anti-europeiste, il nostro Stato italiano che cosa farà? Perché quando in Francia ci sarà una Le Pen che avrà, presumo, una forte maggioranza di consenso, l'Italia con i nostri diciamo così, onorevoli politici da 4 soldi che cercano anche loro di fare queste politiche anti-europeiste, voglio vedere da che parte si schiereranno. Si rimangeranno gli ultimi 10 anni di politica europeista pur di avere consenso. Grazie, ascolto per radio. Grazie mille. Prendiamo subito la prossima. Pronto? Sì. Sono io? Sì, chieda dove chiama. Milano, Rosanna. Bene. Questa gente, il cittadino italiano, non lo considera niente.
Io è da quando c'è l'esito di quella votazione online di 2 milioni, mi stavo aspettando un atto di questo genere. Conoscendo il soggetto, è inutile, siamo nel fascismo rosso, non c'è niente da fare, qui non ci divincoliamo più, e poi aprire i clandestini in quel modo lì è proprio un disprezzo che hanno per la gente. Non ne posso più. Grazie, buongiorno. Grazie. Sì, sicuramente il fascismo è lo spartiacque di questo paese, perché è il nodo irrisolto. Uno, perché vabbè, si va sempre a cercare poi il fantasma di Mussolini, no? Che poi si rincarna, questa è una cosa di cui sono abbastanza convinto. E la seconda è perché poi c'è una continuità chiara, e ormai grazie a Dio è anche evidenza storica, tra la classe dirigente della DC, quella che poi era al potere, tra la burocrazia dello Stato prima e dopo il secondo dopoguerra, che poi è la stessa che c'è stata negli anni 70 ed è la stessa che c'è adesso, che reagisce in questo modo, con dei protocolli che sono, almeno a mio avviso, proprio automatismi, e mi fa piacere sentire dalle vostre telefonate che non sono l'unico a pensarla in questo modo, anzi anche Gilberto Neto ha un po' confermato. Tu Martina come la vedi invece, che sei più laica di solito? Mi sembra un atto di forza completamente ingiustificato, nel senso che, come hai ripetuto anche tu prima, non c'è stato un evento che ha scatenato, diciamo, la reazione dello Stato, ma lo Stato è intervenuto in maniera preventiva. Ma per prevenire cosa? E questo è il problema, che non si riesce a capire dalla descrizione dei fatti che abbiamo letto. Sì, effettivamente, come hai ricordato anche tu Marco in apertura della trasmissione, magari queste persone, o come anche ha ricordato Gilberto Neto, si sono lasciate andare magari a delle frasi dette al telefono, oppure a dei gesti come ad esempio la costruzione di questo prototipo di carro armato, che potevano essere evitate nel contesto in cui siamo, però sicuramente niente che può far pensare ad un attacco veramente, all'organizzazione, alla progettazione di un attacco veramente violento. Quindi ancora una volta lo Stato interviene nella vita dei cittadini a gamba tesa, senza motivazione, e ancora una volta sceglie di intervenire dove invece in un contesto dove delle persone hanno deciso poche settimane fa che il loro sogno più grande sarebbe quello appunto di separarsi dallo stesso Stato che poi oggi è intervenuto. Quindi sicuramente c'è davvero tanto stupore, ed è per quello che io sarò una delle persone che parteciperà alla manifestazione domenica della Lega Nord per dimostrare, diciamo, la vicinanza a queste persone, ma non solo. Sicuramente manifestazione di domenica sarà un momento importante in questa fase, perché se ci sarà una buona risposta di piazza, allora vedrete che il meccanismo potrebbe disinnescarsi sul nascere, perché a questo momento lo Stato vuole capire che reazione c'è, e in base a quella ci saranno poi le prossime puntate. Purtroppo è una storia che non è ancora finita. Sarebbe bello che una parte di quelle 2 milioni di persone che hanno firmato per il referendum scendessero in piazza insieme a noi domenica. Sì, anche perché la perquisizione di Gianluca Marchi, che è un giornalista che ha seguito con grande spirito indipendentista anche le iniziative del plebiscito, le iniziative online, con grande senso critico anche nei confronti della Lega. Gianluca Marchi è uno di quelli che ci critica più di tutti gli altri quasi dalle colonne dell'indipendenza, però siamo nell'alveo di persone coraggiose che dicono che i popoli dovrebbero essere indipendenti, e una perquisizione di 8 carabinieri in casa di un giornalista non è una cosa che dovrebbe succedere in una democrazia neanche cosiddetta. Pronto? 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 Chi sei? Sì, Roberto da Treviso. Vai, allora, Roberto. volevo avvisare che questa sera noi venetisti saremo tutti quanti in piazza San Marco. Ah, ok. A che ora? Dalle 8 in poi, penso 7, ora stiamo facendo un tam tam. È, diciamo, un'autoconvocazione, deduco? Certo, okay. Perché noi ammiriamo anche voi che volete farla a Verona, ma secondo noi la piazza giusta è quella di Venezia, da qui è partito tutto e qui dobbiamo andare avanti. E sicuramente in questo momento di dittatura, perché stanno dimostrando la dittatura vera e propria, come dicevo anche stamattina nell'altra trasmissione vostra, in questo momento qui non è più democrazia, è dittatura. Ce l'hanno dimostrato con non farci andare a votare, con toglierci la possibilità di decidere noi chi vogliamo al potere e fare quello che vogliono. Questa è un'altra dimostrazione. Ieri Alfano non era presente alla Camera per votare il discorso contro i clandestini. Dove era? Sicuramente era a Brescia a dare ordini per fare i blitz di questa notte. La gente qui è vessata. Se qualcuno parla al telefono, e ti dico io che siamo tantissimi, che continuiamo a dire che bisogna ucciderli, dargli fuoco e buttare le bombe, cioè tutti lo stanno dicendo, ma non per questo che lo diciamo vuol dire che qualcuno lo faccia, piuttosto che comincino a guardare che chi non parla che si suicida, che anche ieri qui da noi un'altra persona si è suicidata.
siamo in 160 e rotti persone suicidate quest'anno, mentre l'anno scorso erano 149. Allora, chi è l'assassino qui in Italia? Bisogna cominciare veramente ad arrabbiarci, ma arrabbiarci sul serio, perché questo motivo qui è il motivo che scatenerà qualcosa di molto molto grave. Ti ringrazio. Grazie mille. Se ci sono poi dettagli sulla manifestazione di Venezia dopo ve li daremo, sul concentramento e tutto, ma siamo in quelle situazioni di autoconvocazione e lancio l'invito a tutti: chi può andare a Venezia vada a Venezia, e che è chiaramente una cosa che si riesce a fare nel giro di poco, perché mi pare che è per stasera stessa, quindi bisogna anche pensare che ci sono persone che dall'oggi nel giro di poche ore non è che possono da tutto il nord prendere e andare a Venezia, e penso neanche da tutto il Veneto. Da qui a domenica invece è un appuntamento più strutturato. Diciamo che se stasera non ci siete avete qualche alibi, se non ci siete domenica diciamo che siete abbastanza complici. Leggiamo qualche SMS. È evidente che lo Stato italiano non ha il senso del ridicolo se si muove in pompa magna a sequestrare quel prototipo di carro armato, dice Antonella. Poi ci scrive Roberto che dice: credo che lo Stato italiano sia diventato una comica, il problema è che purtroppo qui dobbiamo viverci, spero che adesso la gente si svegli e chieda la libertà, solidarietà ai fratelli veneti puniti per le loro idee. Un altro SMS ancora, ne stanno arrivando molti al 346 64 277 56. Senza indipendenza ogni battaglia è persa in partenza, viva il Veneto, la Lombardia lo segua. Carla da Vigevano. Mi domando chi c'è dietro questa azione se non un'architettura volta a screditare e frenare la crescita vertiginosa della Lega dei sondaggi, operazione studiata a tavolino di sicuro, dice Alex da Brescia. Ma sai, io la vedo addirittura oltre, qui non è questione della Lega, ragazzi, perché secondo me che la Lega alle elezioni prenda il 4, prenda l'8, è una cosa che fa paura, ma secondo me qui siamo al passaggio successivo. Qui non solo fa paura che la Lega cresca, come storicamente è sempre stato. Fa paura che si diffonda il pensiero indipendentista. Qui fa paura che l'indipendentismo, finalmente, dico io, è riuscito almeno in Veneto a tracimare dalla Lega. E questa è una cosa importantissima che ci fa piacere. Poi sarà la Lega fare tutto quello che può per riuscire a intercettarlo sempre di più e quindi avere nel suo progetto politico, riuscire a strutturare meglio l'indipendentismo e fare la sua parte da partito, ossia da parte. Ma il fatto che il sentimento indipendentista adesso in Veneto sia finalmente tracimato è quella la cosa che secondo me fa veramente paura, anche perché oggi c'è stata nelle varie dichiarazioni sempre della conferenza stampa, l'ho notata io che, come avrete notato, sono un po' prevenuto quando si tratta di organi dello Stato, c'è stato un tentativo di dire ma la Lega non c'entra, non c'è nessuno della Lega indagato, come per sviare il discorso dalla Lega e lanciare un allarme dello Stato italiano sul fatto che c'è un fermento in Veneto. Pronto? Pronto, buona Padania, Giancarlo da Treviso, Veneto libero. Auspico un Veneto libero. Io dico, non voglio commentare questa notizia, ragiono come la signora di Genova. Io dico, ma dove sono i magistrati? Dove sono andati a finire i soldi del banco del Monte dei Paschi di Siena? Dove sono andati a finire i soldi della Banca delle Marche? Tutti in mano rosse. Dove è andato a finire la banca 121 o 141 della Puglia? Magari il Max D'Alema ne sa qualcosa. Ecco, io dico, dopo vediamo che colei che metteva le bombe nei tralicci va in liquidazione, la Eva Klotz con 1,5 milioni. Vabbè, lasciamo perdere Eva Klotz che è tutto un altro discorso. Lasciamo perdere Eva Klotz. Sul resto prendiamo i delinquenti. Ecco, lasciando perdere Eva Klotz, che sicuramente non appartiene a quel tipo di genia che lei ha citato, perché nella stessa frase comunque mettere la parola D'Alema ed Eva Klotz vuol dire che hai sbagliato. Poi se possiamo parlare di Eva Klotz non è questo il giorno, ma parliamo casomai di D'Alema, nel senso che della classe dirigente che ci ha condotto nel baratro. Ecco, nei posti normali, quando una classe dirigente conduce i popoli nel baratro, viene processata la classe dirigente, non vengono processati i popoli. Quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura diversa rispetto a quella a cui ci abituano i giornali. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
Sì, pronto? Pronto? Ciao. Chi sei, da dove chiami? Io, ciao, sono Stefano da Milano. Ciao Stefano. Ascolta, io volevo dire che questo qua, secondo me, è un atto dello Stato un atto dello Stato totalitario per avere ancora più controllo sui cittadini. Ma è una tecnica vecchia come il morto. Veramente loro creano paura nei cittadini, paura in questo caso di un atto eversivo, di terrorismo, no? E la creano ad arte in modo tale che poi dicono ci siamo noi, vediamo noi che adesso noi come Stato forte prenderemo il controllo della cosa, per cui è assolutamente, secondo me, così, d'accordo. Assolutamente, grazie. È uno degli schemi tipici, no? Creano il problema e poi creano la soluzione. E questo poi è tipicamente italiano, ossia il terrorismo per terrorizzare appunto anche quella classe media un po' tiepidina che ci sarà in Veneto come c'è dappertutto, che magari oggi si scandalizza se vede i signori lì che montano il trattore nel capannone, perché questo succede, un carro di carnevale, quello che ho visto io finora. Fatemi vedere il contrario, cambio opinione. Pronto? 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 Con chi parlo? Con chi parliamo, scusa? Buongiorno, sono Andrea, provincia di Varese. Ciao Andrea. Innanzitutto Veneto libero. Subito. Io appartengo a una sezione indipendentista della Lombardia, no? Va bene, io prendo con la presa di posizione della Lega Nord nei confronti di questo avvenimento, no? Lo prendo con favore, va bene. Però non dimentichiamo che fino a qualche giorno fa qualche esponente del Veneto della Lega Nord, e non faccio nome, no? Sì? Li ha addirittura derisi questi personaggi del plebiscito EU, e non ha perso occasione per deriderli. Io mi aspetto anche una presa di posizione della Lega Nord verso le associazioni indipendentiste qui della Lombardia, oltre che del Veneto. Ok. Lombardia indipendente e Veneto libero subito. Va bene, grazie. Attenzione solo una cosa, poi sapete che Radio Padania non censura, e generalmente se ci siamo in conduzione io, Martina Emisfero, non censuriamo ancora meno, perché cerchiamo veramente di non fare quello che reputiamo odioso, che è quello di censurare. Però un avvertimento io ve lo faccio: ricordatevi che in questo momento il gioco più facile del mondo è quello di mettere gli indipendentisti gli uni contro gli altri. Questo era il primo tentativo. Non sta riuscendo, e lo dimostra la presa di posizione della Lega e degli altri coordinamenti che anche si stanno mettendo intorno a un tavolo, ce l'ha spiegato anche Zaia qualche settimana fa, e quindi lo Stato incomincia ad alzare l'asticella e passare alle prove di forza. Non diamo la soddisfazione di metterci a fare polemiche che oggi non hanno senso, domani sì, però oggi secondo me non hanno senso. Poi ovviamente siete voi che telefonate e voi che fate la trasmissione. Pronto? Sì, pronto. Ciao, chi sei, da dove chiami? Sono Leo da Milano. Ciao. Leo. Veneto libero innanzitutto. Ma ascoltate, ma il cannone non è che se lo dovevano fumare? No, niente, a parte questo, bisogna che i 2 milioni che hanno votato vadano in piazza tutti. Poi ci aggiungiamo noi della Lombardia e a quel punto se la fanno addosso. Veneto libero, Lombardia libera. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, assolutamente. Chi ha votato venga a difendere l'idea per cui ha votato. Pronto? Sì, bravo chi mi ha preceduto, condivido tutto, Angelo Monza Brianza, Padania Libera. Allora, ho sentito parlare di stato di polizia, di nazisti, di qua di là, niente di tutto questo. Siamo a quasi al 10%, ecco il risultato. I servizi segreti hanno messo la ciliegina sulla torta e ci hanno inchiappettato. Come hanno inchiappettato la famiglia Bossi, hanno un nome solo, i servizi segreti. Alleggerendo un attimino la faccenda, in caserma arrivano dentro la pattuglia, tutta l'armata corre dal maresciallo, arrivano i monsoni, fermateli, prendete i fucili, le bombe, le canne a mano, prendete i carri armati, prendete tutto, il maresciallo sono 20, 30, 40, che cazzo sono, non me ne sbatti i coglioni, fermateli! Ciao! Ciao. Vabbè, poi facciamo uno speciale di barzellette sui carabinieri che se le meritano tutte a quanto pare. Sentiamo un'altra chiamata. A proposito, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi sei, da dove chiami? Massimo, Piacenza. Senti, no, bene, sono contento perché i Veneti hanno fatto un referendum velocissimo
fosse per parlare questa cosa, e adesso si sta muovendo velocemente. È così che bisogna fare, è così quello che dite voi va benissimo. La Lega è più diciamo più statale, diciamo nel senso che chi è il buono, ecco, nel senso che segue di più le regole, però adesso che c'è da correre, bisogna correre tutti assieme. Grazie, ciao. Certo, poi la Lega ha anche la responsabilità di essere l'agglomerato più grosso, il partito, movimento più grosso della galassia indipendentista, e quindi è normale che ha grandi responsabilità in questa battaglia. E lo riconosce anche Oneta, ha un ruolo centrale la Lega, però ha bisogno di questa galassia che ha intorno, anche una galassia che a volte la punzecchia, ed è una galassia però che la stimola, perché se non ci fosse il rapporto dialettico ma anche molto onesto che c'è sempre tra la Lega e gli altri movimenti magari usciti dalla Lega o mai stati in Lega che prendono, oggi non ci sarebbe questa compattezza. È una compattezza che deriva dal fatto che tutti quanti abbiamo a cuore lo stesso risultato, dal Veneto alla Lombardia, al Piemonte, a tutti i popoli che vogliono la libertà, perché alla fine stiamo parlando di votare. Poi se i veneti votano no, per sono carità. fatti dei veneti. Anzi, organizzo io una colletta per un concerto di Gigi D'Alessio per trionfare, per celebrare il no al referendum in piazza San Marco. Parto io oggi con la raccolta fondi, se vince il no va bene. Prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, chi sei, da dove chiami? Sì, ciao, sono Alessandro da Como. Ciao Alessandro. Scusate, volevo fare il delatore. Volevo avvisare la Digos di Viareggio che in un magazzino a Viareggio c'è un'arma di distruzione di massa. C'è un carro con la faccia di Napolitano. Urca. Volevo avvisarli di andare a indagare, perché è una cosa molto pericolosa che potrebbe creare dei danni serissimi. Beh, in effetti è una bocca da fuoco che spara stronzate. A voglia. Comunque spara. Benissimo a inizio stagione. Esatto. Vabbè, alleggeriamo, ma nel senso, sempre di un'arma si tratta. Sempre di un'arma si tratta. Spara, non si capisce che cosa, ma va bene, alleggeriamo, va bene alleggerire dopo un'ora, però insomma quello che sta succedendo ha un suo profilo di gravità. Sapete che se c'è da alleggerire cerco di essere sempre il primo, anzi. Pronto? Sì, sono io? Sì, chi sei, bene, dove chiami? Sono Alessandro da Cesano, ciao a tutti, buona Padania. Dunque, il problema grave... Ieri o l'altro ieri ho sentito che c'è l'articolo, mi sembra, dato che non si sente bene la radio quando sono in macchina, un po' disturbata, c'era l'articolo, mi sembra 67-27 della Costituzione, che insorgere verso un governo che non ti dà nulla non è reato, cioè a questo punto adesso non è che dobbiamo prendere, però io penso che bisognerebbe fare qualcosa. Solo noi della Lega potremmo fare, magari non con i bastoni, ma con le parole, ma buone parole, mettere fuori cartelli, tutto, e se non ci arriviamo facciamo noi le colette, 10 euro, 20 per uno, facciamo tante cose. Grazie, sì, quello era il diritto alla resistenza che doveva essere inserito in Costituzione, e ci ha raccontato il giurista Luciano Baraccaracciolo qualche giorno fa durante Rebelot che non è stato messo, e in teoria è stata motivata così, perché è un diritto che addirittura è precostituzionale, è un diritto che sta alla base della Costituzione, questo dicono i giuristi, cioè tu puoi resistere a delle leggi ingiuste, a uno Stato ingiusto senza neanche bisogno che te lo dica la Costituzione. Poi io ce l'avrei visto bene dentro, perché va bene che non è scritto, ma però se lo inseriamo se lo vedo scritto così, però con tutte le cose che sono scritte non succedono. Sentiamo altre due telefonate. Va bene, poi gli SMS però. Pronto? 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 Ciao, da dove chiami? Ciao, sono Giuseppe di Biandrono, Padania Libera. Ciao Giuseppe. Ciao. Senti una cosa, io volevo farvi notare che qualche anno fa hanno fermato la polizia e i carabinieri discorrendo dei furgoni con extracomunitari, non so da dove, se erano africani o meno, con il furgone carico di tritolo, non una volta, diverse volte. Non gli hanno fatto niente perché hanno detto che siccome non è stato usato e non si poteva fargli niente. Questi qua vanno in giro con una carriola truccata da carro armato e guardi che cavolo hanno messo in piedi. Io non ho più parole per questo comportamento a livello di laureati, di giudici e roba del genere e via discorrendo. Rimango straquintato per dirlo in dialetto
in Viale Lombardi. Vi ringrazio tanto, Padania Libera, e buona giornata. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata, poi gli SMS. Pronto? Sì, sono Antonella dalla provincia Varese, buona Padania. Ciao Antonella. Allora, volevo dire due cose. Una, se possiamo iniziare a pensare di denunciare lo Stato italiano e il suo vecchiaccio di un Presidente della Repubblica che continua a comandare e firmare certe leggi, perché praticamente hanno deciso l'invasione dell'Italia. Siccome la famosa... Antonella, il tuo telefono però ha un problema. Sì, mi senti? Sì, ti sentiamo, ma c'è un fastidiosissimo... quindi mi dispiace Antonella, noi prendiamo... Vediamo un po'? No. Sì, ti sento, ma c'è questo problema. Prendiamo per buono l'incriminazione a Napolitano come spunto, che poi quello che dicevamo anche prima, che il processo si fa alle classi dirigenti che affamano i popoli e non ai popoli che preparano, montano delle lamiere sui trattori. Trattori che ci informa l'amico Antonio, si tratta di Ruspa Fiat F20, quindi se conoscete il modello potete immaginare che è una bella ruspa, bella grossa, ma è pur sempre una ruspa gigantesca, che in Piazza San Marco non la porti neanche con i razzi. Comunque, diciamolo alla procura, Martina, noi qui, mentre rispondiamo alle telefonate, stiamo cercando di montare una bomba atomica. Esatto, sotto il tavolo, perché sennò si vede nell'hangout, esatto. Quindi evitiamo di fare vedere. Ma scusa, diciamo ai ROS che noi ci autoriprendiamo da soli, quindi possono andare su radiopadania.net e hanno già la prova fatta. Esatto, senza neanche sprecarsi a venire a impiantare. Se ci volete arrestare, ci siamo io, Martina e Mispero, stiamo cercando di fare una bomba atomica con un mouse, una penna, una bottiglietta d'acqua e il caricatore gli del occhiali cellulare. e il caricatore del cellulare. Attenzione, è tutto lì, è tutto lì. Prendiamo un altro paio di telefonate. Pronto? Sì, pronto, sono io? Sì, ciao. Ciao, Ottavio da Mantova, velocissimo. Si può chiedere ad Alfredo Lissoni e alla sua equipe di analizzare quel documentario del Rosa dei Carabinieri? Perché fa meraviglia quel tizio che sta lavorando, che ha una giacca. Sembra strano uno che lavori vicino del ferro, insomma del materiale dove ci si sporca, che sia vestito come persona normale che va in giro, ecco. Però se analizza quel documentario, Alfredo Lissoni e la sua equipe, come che analizzasse una scena UFO o il famoso sbarco sulla Luna, che sembra che non sia arrivato, forse ci può essere qualcosa di interessante. Grazie, chiederemo ad Alfredo Lissoni e alla sua Padania Misteriosa di analizzare il filmato dei Ross. Anche se stavolta, sai che io quando posso giro i casi subito ad Alfredo Lissoni, stavolta mi sa che di misterioso non c'è niente. No. Allora, l'avevo promesso, qualche SMS, chi è in linea attenda un attimo. Esatto, perché poi c'è un SMS molto bello, che è l'SMS sugli SMS, dove ci scrivono: trovate anche il tempo per leggere qualche SMS, quindi accogliamo l'invito. Ha ragione l'amico di prima, 12 mm è un tubo da 3/8 di pollice per impianti idraulici. Ecco, vedete che poi, nel senso, anche mettendo in rete le nostre competenze vengono fuori, ci aiutano a capire, esatto, a colmare le nostre lacune. Altro che gli espertoni, nel senso, abbiamo già il modello del trattore e questa cosa è un tubo idraulico, sostanzialmente la bocca dal fuoco è un tubo idraulico. D'altronde un paese di merda combatti col tubo idraulico, c'era un senso. Lo Stato italiano non arresta i mafiosi ma arresta i veneti che vogliono la libertà. Stato Italia, è giunta alla tua fine la secessione. Ciao da Samantha, forza ai veneti. Questi sono gli SMS, ci sono arrivati finora al 346 64 277 56. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giampaolo, chiamo da Belluno. Io chiedo scusa, ho telefonato 3 giorni fa, ma poi per 6 mesi. Non ti preoccupare. Io volevo dire una cosa seria, però pensandoci su e sentendo voi scherzare, verrebbe anche da dire come scherzosa, però Salvini ha detto, io l'ho sentito, ha fatto la campagna Basta Euro, no? Sì. Ha detto siamo tutti pronti a finire in carcere. Io volevo buttarla anche sullo scherzo se volete. Ma guarda... Però no, posso finire? Sì, vai. Se Salvini vuole prendere la palla al balzo, no? Vuole prendere il 10%, anche il 15%. Basta semplicemente, se c'ha il coraggio, io non so se ce l'avrei, va a costituirsi, caro Salvini, vai a costituirti nella procura in cui sono stati inquisiti queste persone, dici faccio anch'io parte, mi costituisco, faccio anch'io parte e processatemi, dopodiché sei la campagna elettorale delle europee dove sei inquisito e vedi come va a finire. Ti dico, provi, magari funziona, prendete il 15%, ecco, poi alla fine verrà prosciolto perché non c'entra niente. Certo.
Ma sì, poi i gesti simbolici se ne possono inventare di molti, nel senso, il punto è la sostanza che sta dietro il simbolo. Qui non si fa una battaglia né per arrivare al 15, al 20, al 30%, qui non stiamo... la Lega ha tanti difetti, ma io credo che tutti gli ascoltatori gli possano riconoscere un grande pregio, che è quella di non far finta di essere qualcosa di diverso, e quindi il fatto che ci sia un blitz contro sedicenti indipendentisti, terroristi veneti, tutti persone intorno ai 60 anni, giornalisti e cose così in Veneto, è una battaglia di civiltà. Che poi abbia o meno un ritorno elettorale, la storia della Lega dimostra che questa è una cosa che viene dopo, e se non viene fa niente, perché sempre nella storia della Lega, quando Bossi prese la posizione a difesa della Serbia durante i bombardamenti, questo costò elettoralmente, secondo tutti i sondaggisti, dai 6 ai 7 punti, però fu una scelta di coerenza. Quindi, che piaccia o no, la Lega ha una sua fisionomia, ed è una fisionomia che non è negoziabile. Questo io credo che sia, a prescindere da come la pensiate, un dato che non si può, da cui non si può prescindere. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei, da dove chiami? Sono Roberto della provincia di Como. Ciao Roberto. Io al tempo dei forconi ho sentito il finto signore che sta fingendo di fare il ministro degli interni a dire che la polizia e tutto l'apparato dei poliziotti, carabinieri e tutto sono a protezione, diciamo, delle istituzioni. Passato 2 settimane il signor Letta ha comandato 210 macchine blindate. Io questa roba me l'aspettavo perché era già una minaccia là per me. Era già una minaccia di dire state attenti perché vi sistemiamo. Come quella volta che il signor Napolitano era ministro degli interni, quando è andata sulla Lega ha detto se succede qualcosa mando in Lombardia i carri armati. Questa è la vita. Cioè, ci trattano come deficienti, no? E siamo qui picchiati, maltrattati, derubati, di tutto. Qualcuno che cerca di fare un po' di carnevale va in galera, ma è una roba da matti. Cioè, qui ci vuole, vabbè, vi saluto. Grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata, poi sentiamo una canzone. Pronto? Sì, pronto, mi chiamo Angela. Ciao Angela. Volevo dire, ciao, se la memoria non mi inganna, in effetti anche l'altra volta c'era Napolitano come ministro degli interni. Ecco. E le cose si è risolta con la perquisizione nella nostra sede. Adesso con ancora Napolitano, cioè il vecchio perde il pelo ma non perde il vizio, no? Cioè invecchiato, da stalinista che era e stalinista ancora adesso. E i metodi sembra che siano proprio questi, no? Ma non è Napolitano, è l'Italia il problema. Sì, l'Italia, ma però, cioè, chissà perché nei ranghi c'è sempre lui, no? Sì, cioè, nei ranghi comunque, anche la storia del titolo quinto che vuole abolire la regione, prima hanno cominciato prima a fare la campagna, no, per destabilizzare, per togliere le province, e lui che già 4-5 mesi fa la menava per togliere le regioni, e allora hanno cominciato con gli scandali. La campagna sono già un po' di mesi che è iniziata per sputtanare queste regioni con gli scandali, perché prima le porcherie ci sono sempre state, però non sono mai venute fuori. Perché? Perché è cominciato adesso a far saltare fuori tutto quello che c'era da far saltare fuori. Lui ha insistito per il titolo quinto, come ha assistito per la storia dei CIE, come Alfano ha detto che ce ne sono già pronti 500.000 ad arrivare, e come la Caritas ha detto che invece non andranno più nei CIE, ma dovranno essere assistate nelle case nostre di privati. Ecco, questa è la storia. Comunque volevo dire che qui forse è di reagire, ma loro contano sulla passività del nord, della gente del nord, ecco, loro contano su questa cosa qua. Poi volevo dire che Berlusconi les ciupa, e tutti quelli del nord che votano Berlusconi sono dei venduti e sono dei perdenti. Ciao ragazzi. Grazie mille. Allora, mandate i vostri SMS perché vi prometto che li leggiamo finita questa canzone che tra poco mettiamo e che diciamo potrebbe essere un buon mantra per questo pomeriggio che ha il sapore degli anni 70 ma la velocità, almeno come
aggiornamento delle notizie è tipica del terzo millennio, allora noi ci rifugiamo con Giovanni Lindo Ferretti nella nostra anima barbarica.